le regine delle mura, non hanno paura, camminano sul fuoco, guardano sempre avanti, con cuori di leone, spiriti fiammeggianti, le ragazze di Miss Città Murata sempre avanti. Riverso il cielo scuro in un bicchiere spezzato, riparo le stelle con il loro coraggio inarrestato. Sorrisi di ferro tra pareti senza fine, nessuna catena le può mai tenere a fine. Le ragazze di Miss Città Murata sono uniche, con passi decisi sfidano il e le sue logiche. Mai arretrare, mai tremare, mai piegare, nel loro fuoco arde la forza di chi sa amare. Wow, 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 wow. Sotto le luci della città danzano audaci, ogni battito del cuore è una sfida mai fugace. Anche nel vento le loro voci risuonano forti, sono le guardiane dei sogni, le porte delle sorti. Nei giorni di pioggia brillano. Di Miss Città Murata 2025, 25esima edizione in collaborazione con The Look of the Year per la regione Veneto. Sigla! Miss Città Murata è festa totale, c'è una nuova vita da onorare. Le ragazze di Miss Segui me su questo, non vuoi dire di no! No, festa totale, c'è una nuova vista da onorare. Aspettami una notte serata, senza quasi non senti questa musica, è così la festa totale. Buonasera e benvenuti alla 25esima edizione di Miss Città Murata! E l'applauso è tutto per le nostre 23 bellezze che questa sera si comprenderanno il titolo di Miss Alias 2025, ma ne sceglieremo solo 10, ne premieremo, ne fasceremo 10 e ne sceglieremo solo 3 da portare alla finale. Finale che si svolgerà, abbiamo già la data, il 1° di agosto a Cittadella, Città Murata per eccellenza. Le prossime selezioni si svolgeranno il 29 marzo a Treviso, poi il 27 aprile eleggeremo Miss Ostiglia, il bike park chilometro 99 a Tre Baseleghe, poi il 30 maggio saremo a Pianica, il 12 giugno al cantiere di Villorba e seguiranno tantissime altre serate. Anche quest'anno Miss Città Murata collabora con il concorso di bellezza internazionale The Look of the Year, che è il concorso per modelli che ha lanciato top model del calibro di Giselle Butcher, Nina Morice, Linda Evangelista e Vanessa Incontrata. Le novità non finiscono qui, come vi ho già detto fasceremo 10 ragazze, di cui le prime 3 acceleranno di diritto alla finale. Verrà assegnata anche una fascia speciale, quella di Miss Social, alla ragazza che pubblicherà più stories su Instagram di questa serata. Quindi ragazze, datevi da fare, avete già fatto qualche storia immagino. Naturalmente verrà fasciata la prossima tappa, quella del 29 di marzo. Prima di iniziare un grande applauso all'Alias di Castelfranco che questa sera ci ospita. Congedo le nostre Miss
ospiti andremo a conoscerle dopo. Livia, se vuoi intanto accomodarti in giuria, quindi grazie ragazze, ci vediamo dopo. Torniamo al concorso di bellezza perché quest'anno abbiamo rivisto il nostro format. La nostra giuria, che dopo vi presenterò, valuterà le ragazze con il loro abito da sera, successivamente con il costume da bagno, dove andremo un po' a conoscere, le faremo parlare. Queste saranno le uniche uscite valide per la votazione. Successivamente le vedremo sfilare le nostre miss con la collezione Spring Summer di Gabriel Boutique di Fontaniva, con gli abiti da sera di Nicole Design di Vedelago e con le proposte streetwear di Seven Love di Venezia. Ringrazio gli altri sponsor della serata: New Iron Estetica e Solario, Figurella Mogliano Veneto, Natures by Biosline, Borghignon Federico Foto, Sand Parrucchieri che ha curato le acconciature delle nostre ragazze della sottoscritta, Asia Zatta Social e Communication e Scuola di Moda Top T. Facciamolo un applauso ai nostri sponsor che ci permettono di essere qui questa sera. E ora è giunto il momento di andare a conoscere la concorrente numero 1 e iniziamo con la votazione. Ve la presento un po'. Julie, numero 1, arriva da Arese, Pio X. Prego, se vuoi sfilare. Possiamo dire che ha delle origini russe, studia al liceo artistico. Ogni battito del cuore è una sfida mai fugace. Anche nel vento le loro voci risuonano forti. Numero 2, Le guardie Gaia. le porte delle sorti. Lei arriva da Camisano Vicentino e studia al liceo economico e sociale. Con ali invisibili volano sopra i confini. Le ragazze di Miss Città Murata scrivono destini. Le ragazze di Miss Città Murata sono uniche. Proseguiamo con Jennifer, la numero 3. Abita a Novetta Vicentina e studia al liceo linguistico. Mai piegare, nel loro fuoco arde la forza di chi sa amare. Wow, 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 Numero 4, in passerella Giada. Abita a Piove di Sacco e studia al liceo scientifico. sono uniche. Con passi decisi sfidano il mondo e le sue logiche. Mai arretrare, mai tremare, mai piegare. Nel loro fuoco arde la forza di Numero chi sa 5, amare. Alessia. La nostra Alessia arriva da Castelcucco e studia al turistico. Alessia, numero 6, abita a Massanzago, studia scienze umane. Con il sorriso che illumina la notte, passi decisi, passi da modella. Numero 7, Desideria Ioanna, E come abita a Curtarolo e studia al liceo artistico indirizzo architettura. brilla nel cielo, ogni passo un sogno, ogni sguardo un segreto. Numero 8, ecco a voi Vittoria, abita a Caldogno, studentessa Digital Marketing e Social Communication. Nostra emozione. Numero 9, Sul palco Jasmine, risplende. Yasmin, scusa, arriva da Portogruaro, studia all'istituto Ogni tecnico. gesto magico racconta storie. Con fiducia e grazia vinci ogni sfida. Sei unica. Numero 10, Giulia, arriva da Arcuzio, giusto? In
provincia di Monza, perché sapete che Miss Città Murata è aperto anche a tutte le ragazze che possono partecipare, le ragazze anche delle regioni limitrofe. Lei fa l'estimista. Guardo un segreto, balla ragazza, con ritmo e passione, sei la regina della nostra emozione. Numero 11, Zoe. Lei arriva da Venezia, studia al liceo classico. Cantata, ogni sguardo è per te illuminata, sei l'ispirazione, l'energia pura, Miss Città Murata, la bellezza che dura. Numero 12, Marianna, abita a Padova e fa la studentessa universitaria di comunicazione. Ogni passo un sogno, ogni sguardo un segreto. Balla ragazza, Numero 13, Sydney, abita a Roncagli, una studentessa universitaria alla facoltà di diritto per le imprese e le istituzioni. Siamo arrivati alla numero 14, Vittoria, abita a San Martino di Lupari e studia al liceo linguistico. Miss Città Murata, brilla nel cielo, ogni passo un sogno. Numero 15, Elena, arriva da Conegliano, fa la consulente finanziaria. Con ritmo e passione, sei la regina della nostra emozione. Dopo Elena, Maddalena, numero 16, arriva da Roncagli, studentessa indirizzo turistico. Numero 17, Amira, arriva da Vicenza ma ha origini marocchine, lei è una studentessa in cultura e spettacolo. Belle, con passi eleganti, i cuori conquistate, sorrisi scintillanti, voi mai vi fermate, regine della notte in pista a ballare. Alice, numero 18, abita dal Tigre, è laureata in criminologia e nel frattempo lavora come barista. Città Murata, il mondo vuole applaudire, tra luci colorate, ritmo travolgente, ogni passo è magia, siete incandescenti con la forza. Greta, numero 19, arriva da Cadone, è studentessa al liceo scientifico sportivo. Regine della notte, in pista a ballare, la musica vi chiama, fatevi Numero ammirare. 20, Cristina, abita a Cittadella, studia al liceo artistico. Città Murata, il mondo vuole applaudire, tra luci colorate, ritmo travolgente, ogni passo è magia, siete incandescenti con la Numero forza. 21, Giulia, gioca in casa perché abita a Castelfranco Veneto, studia al liceo scientifico. Regine della notte, in pista a ballare, la musica vi chiama, fatevi ammirare, siete luci luminose, un sogno da seguire, Miss Numero Città Murata. 22, Rebecca Deborah, arriva da Spresiano, fa la barista e la hostess. Regine della notte, in pista a ballare, la Numero musica vi 23, chiama. la nostra Alessia, arriva da Mossolente, studentessa in diritto sociale. Da seguire, Miss Città Murata, il mondo. E facciamolo un applauso, mi sento poco calorosi, siete impegnati a mangiare, vero? Facciamolo un applauso a queste ragazze, sono 23 bellezze, ne basteranno solo 3. E ora se il nostro DJ ha la sigla pronta, è giusto il momento di rivedere le nostre miss per l'ultima votazione. Sigla!
che per partecipare non c'è nessun requisito di taglia e altezza, l'unico requisito è l'età dai 14 ai 30 anni e l'altro requisito è avere tanta voglia di divertirsi, perché noi siamo qui per divertirsi e passare una serata in allegria e spensieratezza. E andiamo a conoscere un po' le nostre concorrenti. Cominciamo dalla numero 1, Jolie. Secca questa sera, perché stasera dovresti vincere proprio tu. Perché ritengo che la mia possibile vittoria possa dirmi molte cose nell'ambito della moda che è una mia passione. Passerella per la nostra Jolie! Gaia, perché stasera dovresti vincere tu. Buonasera a tutti, penso che questa sera potrei meritare la vittoria perché mi ritengo una persona che ha molto da imparare e fare nuove esperienze e di conseguenza vincere per me sarebbe una bellissima opportunità per aprirmi nuove porte in questo nuovo lavoro. E noi te l'auguriamo, passerella, Gaia, numero 2. La stessa domanda vale anche per te, perché dovresti mettere la corona stasera? Buonasera a tutti, mi chiamo Jennifer e l'anno prossimo sono prossima alla maturità e la mia strada è ancora incerta, ma di una cosa sono certa, ossia Passerella! Perché dovresti vincere tu questa sera? Buonasera e secondo me vincere sarebbe una bellissima emozione che mi piacerebbe molto fare e inoltre ispirare mi piace, mi diverte e penso che questa sia la cosa più importante perché con il divertimento ci si gode anche di tutto. Bene, l'importante è divertirsi, eccola qui la nostra Giada numero 4. Numero 5, Alessia. Stessa domanda anche per te. Sono Alessia, penso che potrei vincere perché sono una ragazza molto solare e piena di gioia e in ogni cosa che faccio ci metto divertimento. È una passione da quando sono piccola e spero la prima l'ultima. Bene, allora con il sorriso sfila verso la nostra giuria Alessia numero 5. Numero 6, Alessia, perché dovresti mettere la corona stasera? Buonasera a tutti, io mi chiamo Alessia e stasera vorrei vincere proprio perché questo concorso mi dà molta visibilità nel mondo della moda e il mio più grande sogno è quello di diventare una modella e spero di realizzarlo. Naturalmente te lo auguriamo, numero 6 Alessia. Numero 7 Desiree Ioanna, giusto? Perché dovresti vincere tu? Spiegacelo. Buonasera a tutti, io utilizzerei la mia vittoria per la possibilità che mi darebbe per aiutare coloro che non hanno voce, per alcune tematiche che al giorno d'oggi sono molto importanti e penso che sarebbe un'opportunità da spendere se mi grazie no, però mi piacerebbe. Bene, passerella per la nostra Desiree Ioanna, numero 7.
Numero 8, Vittoria, perché dovresti vincere tu questa sera? Buonasera, sono Vittoria e sono una ragazza molto semplice, quindi senza alcuno stereotipo, condizionamenti e qualsiasi cosa mi capita dei miei anni, colgo sempre l'opportunità e tutto è un'esperienza che la vita ci dà. Quindi sempre con un sorriso, sempre divertendomi e portando sempre simpatia comunque con le persone che lavorano. Passerella anche per la nostra Vittoria, numero 8. Numero 9. Aspetta che mi concentro. Yasmin. Oh, ce l'ho fatta. Perché dovresti vincere questa sera? Perché se vinco potrei probabilmente finalmente realizzare il mio sogno di diventare una stilista o modella, perché da piccola che desidero diventare una stilista o graphic designer, perché disegnavo sempre i miei vestiti iniziati, sì, sono il mio notebook, scusate, sono un po' giocata. E in più se vincerei un po' di programmi passerelle, sì. Facciamo un applauso perché alcune ragazze sono la loro prima esperienza e sapete che l'emozione ha sempre dietro l'angolo. 10, nostra Giulia che arriva da lontano per venire qui a vincere, vero? E noi te l'auguriamo, nel frattempo sfila per la giuria numero 10, Giulia. Zoe, perché dovresti vincere tu stasera? Buonasera, sono Zoe e penso che oggi dovrei vincere perché oltre alla bellezza ci vuole anche empatia e carattere e sono qualità che mi appartengono. Ed è per questo che oggi penso di poter vincere. Passerella per Zoe, numero 11. Marianna, anche per te la stessa. Buonasera a tutti, per me stasera sarebbe un ottimo colpo di bilancio per iniziare a realizzare uno dei miei più grandi sogni e affermarmi in questo bellissimo mondo della moda. Grazie. E noi te lo auguriamo, nel frattempo sfida per la nostra giuria Marianna. E dopo Marianna, Sydney, perché dovresti vincere tu? Mi piacerebbe molto vincere questo concorso perché ci credo molto nella serietà di questo concorso, perché il mondo della moda comunque è un mondo particolare ma bellissimo, quindi ci credo molto in questo concorso e quindi per me significherebbe proprio realizzare il mio programma di sogno di diventare una parte del mondo della moda. Grazie. L'abbiamo pagata per dire queste cose, no, ci mancherebbe. Passerella per la nostra Sydney numero 13. Numero 14, Vittoria. Buonasera, stasera sono qui per uscire dalla mia comfort zone, mostrandomi con le mie debolezze e le mie insicurezze e quindi già questo per me in realtà è una vittoria e un arricchimento, quindi tutto il resto ben venga, però io sono molto contenta così. Grazie. Vittoria numero 14. Numero 15, Elena, perché dovresti vincere questa sera? Buonasera a tutti, sono qui per giocare la mia autenticità, la mia storia
credo che la bellezza non sia solo qualcosa di esteriore, ma sia un riflesso della forza interiore, della crescita personale e del coraggio di essere tutti i giorni noi stessi, nelle proprie fragilità, senza filtri, senza maschere, quindi spero di poter essere un po' ispirazione per le persone nel credere in se stesse in primis e poi anche nel cercare di ascoltarsi e di seguire sempre la propria essenza, che è tutto ciò che conta. Bene, credere in se stessi, passerella per la nostra Elena numero 15. Madalina, perché dovresti mettere la corona questa sera? Buonasera a tutti, sono Marina e so che grazie a questo concorso riuscirei a realizzare un sogno, cioè quello di diventare un'investitrice e essere riconoscente. E naturalmente te lo auguriamo. Nel frattempo la nostra Madalina sfila per la giuria numero 16. Numero 17, Amira, perché dovresti vincere questa sera? Buonasera a tutti, io sono Mira. Questa sera dovrei vincere perché sono una ragazza molto competitiva, che ama questo gioco sempre. Sono ambiziosa e determinata e amo mettere tutta me stessa in tutto. Passerella per la nostra Mira, numero 17. Prossima miss in gara, Beatrice, numero 18. Buonasera a tutti, io penso di poter vincere stasera perché per me non è solo una passerella, una sfilata, ma è una cosa personale mia, perché tanti mi hanno detto che questo mondo, il mondo della tecnologia, non è proprio cosa per me, però io voglio dimostrare a tutte quelle che hanno detto che non credono in me, io posso farcela. Bene, quindi te l'auguriamo, un grande in bocca al lupo per la nostra Beatrice, numero 18. Greta, perché questa sera la corona dovrebbe essere tua? Buonasera a tutti, io sono Greta e credo che questa sera dovrei vincere la corona perché sono una ragazza elegante, con personalità e fisicità legata allo sport e credo che questi aspetti rappresentino il valore di questo concorso. Fatto sincronizzato. Agonistico campionati nazionali. Complimenti, nuoto sincronizzato la nostra Greta, numero 19. Cristina, numero 20. Perché questa sera la corona dovresti indossarla tu? Buonasera a tutti, questa sera penso che potrei mettere una corona perché sono da piccola e non ho sempre detto che bisogna andare a fare la modella e è stata sempre una delle mie organizzazioni, quindi spero di realizzare questo sogno. E naturalmente noi te l'auguriamo. Nel frattempo la nostra Cristina, numero 20. Numero 21, la nostra Giulia, perché questa sera dovresti vincere? Tu che già sei venuta, cosa è successo? Raccontaci un attimo. Lo diciamo, dai. Facendo sport, pallavolo. Tutte sportive. Ho sportata via. Però stasera, visto che mi piacerebbe moltissimo vincere, e per me è già una vittoria essere qua a partecipare a questo campionato. Allora ho deciso comunque di provarci. Bene. Complimenti per la nostra Giulia in passerella, per lei che è venuta lo stesso. Ha detto, numero 22, Rebecca Deborah, perché questa sera dovresti vincere tu? Buonasera a tutti, inizio diverso, se non vinco non è un problema perché non muovo, però
questa sera dedico soprattutto la vincita a mia mamma. È in Romania, non è qua, no. Comunque, soprattutto a mia mamma ma anche a tutte le donne, quindi grazie. Sì, cioè il 1 marzo sì, delle donne no, femmine, però l'8 marzo delle mamme, quindi auguri per l'8. Bene, passerella per la nostra Rebecca Deborah, numero 22. Numero 23, Alessia, perché questa sera la corona deve andare a te? Buonasera a tutti, innanzitutto la modella è una passione che mi ha tenuta fino a quando sono piccola, perché fino a quando ero piccola avevo questo sogno e sicuramente vincere è un obiettivo che vorrei raggiungere per poter realizzare anche i miei genitori ed essere maggiormente felici. Passerella per la nostra Alessia, eccola qui, numero 23. Bene, allora prego lo staff di raccogliere le schede della giuria perché come dico io i giochi sono fatti e tra poco conosceremo la vincitrice Miss Arias 2025 ma anche le 3 ragazze che accederanno poi alla finale. Nel frattempo vorrei ringraziare il nostro sponsor ovvero Figurella. Amici di Ferro Team, sono io la vostra Giulia Urbinati. Adesso vi sto annunciando che a breve inizieranno le sfilate di moda, quindi le uscite moda per la prima tappa di Miss Murata 2025. Buona visione! Siamo pronti a partire con la prima sfilata di moda. Si tratta della sfilata di Gabriel Boutique che propone una vasta scelta di capi per tutti i reparti, abbigliamento, accessori e calzature. Il personale segue tutte le clienti con professionalità e cortesia. Tutto questo ha portato la nostra boutique ad essere un punto di riferimento per chi ama vestire alla moda senza spendere una follia. Gabriel Boutique si trova a Fontanina in via Montegrappa 1820. Consultate il loro sito www.gabrielboutique.com per scoprire tutta la nuova collezione. Ecco a voi le proposte di Gabriel Boutique.
per un saluto, super elegantissima, vestita immagino Gabriel Boutique. Intanto Leonora ti ringrazio per averci invitato da parte della sponsor e spero che i vestiti, gli abiti siano decenti e le ragazze sono bellissime, quindi ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie infinitamente di avermi invitato. Gabriel Boutique si trova, stai qua Antonella, si trova a Fontaniva in via Montegrappa 1820, però avete anche un bellissimo sito internet, gabrielboutique.com, dove si possono fare anche gli acquisti, c'è già tutta questa collezione, giusto che è quella. E quindi potete andare subito nel sito a fare gli acquisti. Naturalmente se a qualcuno piace qualcosa può venire anche dietro a vedere, a toccare con mano la nuova collezione e naturalmente Aspettiamo che negozio a Fontaniva. Grazie Antonella, Gabriel Boutique, grazie! E ora un'altra sfilata di moda, quella di Nicole Design di Vedelago, un viaggio nel mondo dell'eleganza, della raffinatezza, dello stile senza tempo. Questa sera la passerella si trasforma in un palcoscenico di sogni, dove tessuti preziosi, silhouette sofisticate e dettagli scintillanti raccontano storie di fascino e seduzione. Abiti per le cerimonie, per i vostri momenti più magici, per i concorsi di bellezza, Nicole Design si trova in via Papa Sarto 11 a Vedelago. Signore e signori, lasciatevi conquistare dalla magia di questa collezione. Buona visione con Nicole Design!
ragazze di Nicole Design, un applauso. Abbiamo qui con me la stilista Ramona, eccola, buonasera. Facciamole fare la passerella che Ramona, complimenti, anche te vestita Nicole Design, perché non solo abiti lunghi ma c'è anche il corpo, c'è un po' di tutto. Volevi salutare i tuoi ospiti? Buonasera, ringrazio tutti. Ho detto che vengo. Dai che arriverai all'ultima serata che ti toglierò il microfono perché parlerai talmente tanto. Buonasera, grazie ai miei ospiti, grazie a voi per l'invito. Non posso dire niente altro. Super emozionata, ma parlo io. Ramona si trova appunto, la trovate nei social, giusto? Perché appunto questa è la nuovissima collezione, la inserirà nei prossimi giorni nei social. Di tu la pagina Nicole Design è su Facebook e nicoledesign.com su Instagram. Benissimo. Si trova in via Papa Sardo 11 a Vedelago, avete visto i suoi bellissimi vestiti. Se qualcuno vuole toccare con mano, vedere da vicino i vestiti, lei avete visto dove è seduta, vi accompagna dietro a vedere le sue creazioni. Grazie ancora, Nicole Design e la nostra super Ramona, grazie! Si è portata al fan club, ti piace vincere facile? Siamo pronti per l'ultimissima sfilata, quella di Seven Love, che è un brand streetwear che unisce la qualità artigianale e l'arte astratta contemporanea, creato per chiunque voglia esprimersi senza confini e senza regole. I loro capi nascono per chi vuole scrivere la propria storia e uscire dagli schemi. Ogni collezione è un ponte tra moda e arte, grafiche fatte a mano con i migliori materiali di qualità italiana che trasformano ogni pezzo in un manifesto di unicità e autenticità. Seven Love è un concetto che va capito solo indossandolo. Potete visionare tutta la loro collezione sul sito sevenlove.it, scritto col 7. Seguiteli sui social, pagina Instagram 7love_clothing. Buona visione con lo streetwear 7 Love! Della collezione uomo-donna di Seven Love. Potete visionare tutta la collezione sul sito www.sevenlove.it, seguirli sui social, la pagina Instagram sevenlove_clothing. Grazie a Stefano e a Massimiliano, titolari del brand. Un applauso! E ora presento coloro che hanno curato le acconciature di questa sera. San Parrucchieri si trova in piazza Europa Unita 30 del Franco Veneto. Ecco a voi Sabrina, Andrea e lo staff. Abbiamo Sabrina e Andrea, dove sono andati? Sono dietro, nascosti. Sono rimasti al tavolo e hanno mandato avanti il loro staff. Ecco qui, giovanissime e bravissime. Andiamo a spiegare un
po' il degradé Joel, lo spiego io, dai. Adesso volete spiegarlo voi? No, lo spiego io. Chi non desidererebbe avere tutto l'anno delle meravigliose schiariture che compaiono sui capelli dopo qualche giorno trascorso in spiaggia? Può sembrare una cosa davvero difficile da ottenere, ma in realtà è sufficiente una seduta da parrucchiere esperto nella realizzazione del degradé Joel. Posso dire che lo indosso anch'io, vero? Ce l'ho anch'io il degradé. Una tecnica per colorare i capelli che fa della naturalezza del risultato il proprio punto di forza. Il suo tratto distintivo infatti è l'effetto sfumato e graduale che percorre tutta la lunghezza del capello e che dona la lucentezza e un nuovo vigore alla chioma. Grazie al degradé è possibile schiarire, scurire, tonalizzare, ristrutturare e coprire i capelli bianchi in un unico step. Con il degradé inoltre il problema della ricrescita si minimizza sfruttando il principio della colorazione verticale. Grazie ancora a Sand Parrucchieri che ha curato le acconciature delle miss ospiti e naturalmente la mia questa particolare acconciatura dove l'avete trovata fuori? Della Milano Fashion Week, quindi una cosa recentissima, l'avete proprio studiata e imparata subito perché la Fashion Week deve ancora finire. Quindi li trovate in Piazza Europa Unita 33 a Castelfranco Veneto, sono anche i miei parrucchieri di fiducia perché appunto io sono sempre lì da loro. Sono appunto loro sono lo staff, Sabrina, Andrea, i titolari, grazie ancora, è sempre un piacere avervi qui presenti. Grazie, Sand Parrucchieri! Bene, siamo pronti per conoscere le fasciate di questa sera e coloro che passeranno. Se il nostro DJ appronta la sigla, io direi che è giunto il momento di chiamarle sigla! Del concorso, che sono appunto 10, assegneremo anche la fascia speciale di Miss Social alla ragazza che da stasera a sabato prossimo avrà pubblicato più storie e contenuti su Instagram taggando i nostri sponsor e il concorso. Quindi ragazze, c'è ancora la possibilità per tutte di poter accedere alla finale, perché infatti tra tutte le Miss Social di tutte le tappe verrà scelta quella che tramite un contest online accederà di diritto alla finale. Tutte le Miss vinceranno l'omaggio di Miss Città Murata per aver partecipato, le fasciate, i premi degli sponsor, il buon conto per il corso di portamento da Dina Top Team. Naturalmente tutte le ragazze che vincono i premi degli sponsor sono pregate di farsi uno scatto con addosso il vestitino o comunque con il premio e pagare naturalmente il concorso e lo sponsor. Iniziamo con la prima fascia, quella di Miss Elegance Eventi. Stefano, vuoi venire a premiare tu, a mettere tu la fascia? Vediamo se ti ricordi come si fascia. Consegnare, no, mettiti al centro. Miss Elegance Eventi è la concorrente numero 17, Amira! Bravissimo! Però i fotografi dicono non davanti perché dobbiamo fare la foto mentre fasci, c'eri quasi. Bravi, dai, ce l'abbiamo fatta! Consegniamo anche i premi di Elegance Eventi, Amira! Vediamo se riesci a fasciare. Vediamo quest'anno. Tu hai tanti anni che fasci. Questa sera ho avuto un insegnamento da una miss. Ti hanno fatto un po' di corso. Miss Violetto Communication è la concorrente numero 5, Alessia. Sì,
dai, mettiti vicino che fate la foto. Oh, Miss Violetta Communication. Miss Tuo Magazine, John Max. Guarda, lavorare con le persone dello spettacolo dà sempre tante soddisfazioni, anche tante rotture di scatole. E allora, Miss Tuo Magazine, eccola qui, consegna pure la fascia Giorgia. Vince la fascia la concorrente numero 16, Maddalena! Eccola qua, John Max. Devi venire anche tu più volte. Devo farti faremo i corsi non per le miss, faremo i corsi per i giurati. Ok. Premio per la nostra fasciata e foto di rito. Grazie Gio Max, grazie. Bene, fascia essendo parrucchieri Sabrina e Andrea, li vediamo Sabrina e Andrea. Vengono loro a premiare, facciamo arrivare la fascia. Hai capito che fra pochissimo sarai testimone di un altro super evento con tantissimi personaggi dello spettacolo, però non possiamo ancora svelare nulla. Sabrina e Andrea per Send Parrucchieri, vince il premio offerto da Send Parrucchieri Degradé Joel, nominativo e non trasferibile. Miss Send Parrucchiere, la concorrente numero 23, Alessia! Fascia di Miss Seven Love. Hanno sfilato questa sera i nostri modelli, perché non solo Miss, ma anche uomini ci vogliono in una serata così. Bene, allora, Miss Seven Love è la concorrente numero, vince il premio Seven Love e naturalmente anche il buono sconto di nato attivo, la concorrente numero 12, Marianna! Miss Nicole Design, Ramona, tocca a te. All'ansia Ramona, ma guardate tutto bene, questa è la tua prima sfilata, dai, direi molto bene. Molto bene. Vediamo se sai mettere la fascia. Miss Nicole Design è la concorrente numero 20, Cristina. Estetica e Solarium, Laura Basso. Eleganza, vieni pure qua in centro. Miss New Island Estetica e Solarium è la concorrente numero 14, Vittoria. E andiamo avanti perché ora siamo nella zona calda, ovvero coloro che accedono alla finale del concorso 1° agosto a Cittadella, Campo della Marta, 1000 posti a sedere, forse anche di più perché abbiamo anche tutti quelli del Plateatico, 2000 posti a sedere, siete tutti invitati perché l'ingresso è gratuito e tutto all'aperto. Terza classificata, Miss Gabriel Boutique premia Antonella. Vediamo se sai fasciare con Antonella, no, premia fascia. Vince l'omaggio Biosline, il buono Gabriel Boutique.
infatti da voi negozio, ecco, dove riceverà anche in omaggio l'outfit Gabriel Boutique, accede alla finale la concorrente numero 13, Sydney! Sydney, Miss Gabriel Boutique, terza classificata, accede alla finale di Cittadella. Diamole i premi. Naturalmente speriamo che tu sia libera, ti aspettiamo. Grazie Antonella, metti pure qui vicino. Seconda classificata, Miss Figurella, premia Giuliano Giuliani. Vince l'omaggio Bios Line e l'accesso alla finale Miss Figurella è la concorrente numero 19, Greta! Bene, grazie Giuliano. E ora è giunto il momento di decretare la vincitrice di questa sera. Chiamo la nostra Arianna Signoni per la fascia, per la corona, Giorgia Marcato. Buonasera Arianna, super elegantissima anche tu. Prima classificata, Miss Arias, vince una Magnum di Prosecco, ce l'abbiamo la Magnum, arriverà, pure lì la facciamo avere dietro le quinte, offerta dall'Arias, l'omaggio Bios Line, sarà Miss ospite alla prossima tappa del concorso il 29 marzo a Treviso. E naturalmente vince l'accesso alla finale di Miss Città Murata 2025. Miss Arias 2025 è la concorrente numero 22. Con eleganza, grazie a sei salita sotto i riflettori del grande palcoscenico. Ogni sorriso una luce che risplende. Sei tu la stella, il tuo sogno si accende. Super emozionante, sei La tua bellezza ci ha incantato con passi decisi. Vero Giovanna, ti sei ricordato quando hai vinto tu, vero? Ho visto la sua lezione e mi ho subito, visto che sono molto sensibile. Grazie, non se l'aspettava la nostra Rebecca Miss Arias 2025. E allora io ringrazio l'Arias di Castelfranco per averci ospitato nella figura del titolare Cristian Signoni. Ringrazio anche le miss ospiti Livia, Giovanna, Giorgia e Eleonora, i fotografi Mirko Metti, Paolo Purese, Federico Perpignon, Daniele Dalla Mecca, per il video Marco Videomaker, Tarcisio Scremina, Mario Monetti di Geniferro Blog con l'assistente Giulia, Asia Zacca e Alberto Smagnotto per i social, lo staff e Alina Sorango, Elena Favarotto, Francesco Osto, Stamma Leganzementi, ringrazio per la collaborazione Antonia Zaniolo e Anthony Michelon, che sono dei collaboratori del concorso, e naturalmente ringrazio tutti voi del pubblico dell'Arias di Castelfranco Veneto. Ci vediamo, siete tutti invitati il 29 marzo a Radica di Treviso, seconda tappa di Miss Città Murata da Eleonora Sorango.
sogno realizzato, con il cuore colmo di emozione. Accetti la corona, il tuo premio, Miss Bellezza, la tua determinazione è un esempio che ispira e commuove. Regina della serata, la tua bellezza ci ha incantato. E amici di Farro Team, serata conclusa. Le 3 Miss che accedono di diritto alla finalissima, che verrà fatta il 1° agosto al Teatro Antico dentro la cittadina di Cittadella, con più di 2000 posti a sedere, ingresso libero, vi aspettiamo tutti quanti lì. È questa splendida fanciulla che ha vinto la fascia di Miss Gabriel Boutique, che per ora si presenterà al nostro pubblico. Buonasera a tutti, sono Sidney Saccardo, ho 20 anni, vengo da Roncadi in provincia di Treviso. Nella vita sono una studentessa, frequento l'università e studio diritto per le imprese e le istituzioni a Udine, e le mie aspirazioni più grandi sarebbero appunto quelle di diventare una modella di professione, entrare nel mondo della moda e dello spettacolo. Infatti grazie a Michita Murata oggi arrivando terza è già un piccolo sogno, è già un gran piccolo traguardo, esatto, un gran piccolo traguardo, assolutamente, si è proprio concretizzato un po' il mio sogno. E quindi sì, è stata un'emozione pazzesca. Quando vedremo una penalista, un avvocato che arriva in tacchi a spillo, tipo speriamo, veramente alla Naomi Campbell che entra in aula è lei, diciamolo, perché avrà finalmente conciliato il mondo del diritto col suo mondo della moda, quindi lei sarà l'avvocato che difende le persone dal fashion, quelle che si vestono bene contro quelle che si vestono male. Esatto, apriremo questa nuova legge. Speriamo proprio di farlo. Speriamo veramente, perché ci sono delle volte in cui veramente ci sono delle cose obbrobriose da vedere in giro. Assolutamente. Come ti sei trovata questa sera come Michita Murata? Benissimo, infatti adoro il concorso di Eleonora, lo stimo tantissimo per la sua serietà, perché comunque il mondo della moda è un mondo un po' dove bisogna stare attenti, e con Eleonora si può avere la garanzia di essere tranquilli e sicuri. È un concorso veramente valido al 100%, e quindi sono veramente onorata di essere arrivata al 3° posto con lei. Invece a spogliatoio com'è andata con le ragazze? Backstage spogliatoio benissimo, perché comunque ho avuto modo di creare delle belle amicizie con in particolare 2 ragazze, quindi è una cosa meravigliosa. E poi, diciamo, si condividono delle emozioni, le amicizie e le ansie e tutto quello che condividete qui poi vi fanno avere un'amicizia che poi dura nel tempo. La mia amica l'ho conosciuta così. Non vedo l'ora di vederti in finale. Anch'io, non vedo l'ora di vedere tutti i successi anche che avrai. Grazie, lo spero davvero. Grazie mille di tutto. Figurati. Davvero, grazie a voi. Farro Team, noi passiamo alla prossima Miss. Grazie. E noi proseguiamo, perché la prossima fasciata è Miss Figurella, che tra l'altro penso che se avete seguito attentamente tutto il video, quindi non siete fortemente da impiccare, potreste sicuramente sapere che lei è un atleta, e non un atleta qualsiasi, è un atleta agonista, giusto? Corretto? Sì, corretto. Di una cosa facilissima, nuoto sincronizzato, è di una facilità, lo fanno su 3,5 metri di piscina e devono stare a galla a testa in giù. Facilissimo, io sfiderò voi, quando siete alle terme, quando state in piscina, a provarci, è impossibile, lo dico io. Quindi questa splendida atleta e questa splendida ragazza questa sera hanno anche avuto successo come Miss Modella. Era la prima volta, tesoro? No, ho provato a fare qualche concorso, ma pochi sono i primi, e sono comunque bellissime esperienze, è un sogno che ho fin da bambina. E quindi è bellissimo. Quindi siamo molto contenti. Presentati al pubblico, perché ci siamo dimenticati in tutto questo di non dire il tuo nome e il tuo cognome. Sono Greta, ho 17 anni e studio al liceo scientifico sportivo e faccio appunto nuoto sincronizzato, e sogno fin da bambina di entrare nel mondo della moda. Quindi tu hai fatto questo tipo di liceo anche un po' per riuscire a incastrare il tuo sport, che è molto impegnativo, appunto tu facendo a un alto livello. Esatto. Bene. Allora, sicuramente tu che fai nuoto sincronizzati, io so che voi fate sempre una passerella prima di entrare in acqua, giusto? Sicuramente quello aiuta
sicuramente con il portamento, infatti abbiamo visto che tu eri comunque molto dritta, molto impostata, però mi raccomando, ricordi sempre che la Miss non è rigida, è un po' più morbida, però sei stata bravissima e sei comunque riuscita a distinguere per il tuo portamento, quindi su questo ti facciamo tanti complimenti. Grazie. Anche noi, è stata una vittoria molto meritata. Grazie anche mille. tu ti sei trovata bene in questa serata? Sì, un'esperienza meravigliosa, ho fatto nuove amicizie e comunque tutto molto bello. Sei contenta delle ragazze che porterai con te alla finale? Sì, contentissima. Bene, noi siamo veramente contenti per te e ti auguriamo di riuscire sempre di più nei tuoi sogni. Già come Città Murata sai che vincendo una fascia hai già fatto un passino in più. Infatti, sono contentissima. Noi ti ringraziamo e passiamo alla prima classificata. Amici di Ferro Team, la prima classificata della serata Miss Arias 2025, la prima coroncinata della stagione 2025 di Miss Città Murata, è la nostra splendida Rebecca Deborah. Oh, finalmente! Questa ragazza altissima, non mi piace, questa anche io stasera ho il tacco basso, però questa cosa mi piace, grazie. No, dico, bellissima, ma parliamo assolutamente invece della serata, come sei contenta? Te l'aspettavi? Contenta. No. Anche perché io ho visto la tua faccia, in telecamera non si è potuta riprendermi, la tua faccia l'ho vista. È stata stupenda. Non me l'aspettavo, no. Beh, perché non faccio da tanto i concorsi. Li fai da poco? Non da poco però. Li ho fatti prima, però anni fa. Ah, e poi questo è proprio il primo concorso dopo uno stop del 2025. Ah, ti sei stoppata quando? 4 anni fa. Mamma mia. Sì. Da tanto? Dal Covid? Che non li fai? Mamma mia, quindi sei tornata in bomba? Sono tornata dall'Inghilterra. Ah, 7 mesi fa, se non sbaglio. Ah, sei tornata all'Inghilterra perché quindi hai fatto 4 anni all'estero e poi sei voluta tornare. Beh, comunque sei tornata, hai già fatto capire a tutte, sono tornata io, quindi grazie. Poverine. Però poverine, ma secondo me da un lato dicono mamma mia, ha vinto lei, però meno male l'abbiamo tolta, così la prossima volta abbiamo più chance probabilmente. Beh, ci sarà la prossima, vero? Sì, ci sarà la prossima tappa. E tu sarai Miss ospite tra l'altro alla prossima tappa. Perché tu, avendo vinto questa tappa, hai di diritto, se vuoi ovviamente, se i tuoi impegni te lo concedono, di essere Miss ospite alla prossima. Ok, accetto. Quindi adesso Confermo. sentiremo Eleonora. Secondo me la vedo entusiasma. Io intanto confermo. Secondo me viene. Comunque è stata bravissima, complimenti. Grazie mille. Eri meravigliosa. Grazie. La tua uscita preferita della serata? La prima con l'abito elegante. Sì. Quello scelto da te che ti rappresentava di più, ovviamente. Sì. Sei la prima. Anche l'ultima. Anche l'ultima, quella con l'abbigliamento street. Sì. Anche quello là ti stava molto bene. Della stilista Nicole. Sì, aveva Nicole? mi sembra Nicole. Comunque stavi, a parte che eri bellissima con tutto, va detto. Brava la mamma, che purtroppo non ci sente ma ci sentirà. Complimenti. Bene. Ho vinto per lei stasera. Cara, che bello, che bella dedica. Grazie. Noi per adesso vi salutiamo e passiamo a Eleonora Sorato. Ciao. Ovviamente prima tappa la patron non si poteva non intervistare. Eleonora. Ciao Giulia, è sempre un piacere avervi presenti, grazie a tutti gli amici di G di Faro Team. Sempre, splendida serata, locale stupendo. Grazie. Voi siete sempre presenti in questa prima serata, La vero? prima riusciamo a esserci sempre perché è tradizione. È un po' tradizione, poi quelle dopo, quelle che riusciamo in base a impegni, cose, figli, università, tutti i nostri membri hanno tanti impegni, però quando possiamo sai che noi veniamo sempre. E io vi aspetto sempre volentieri. Ma assolutamente, sai che quando possiamo non manchiamo. Tante ragazze anche stasera. Esatto, quest'anno devo dirti che abbiamo un po' rivisto il nostro format. Ho visto. Meno partecipanti, Poche ma buone. più spazio alle partecipanti perché le facciamo parlare tutte, domanda secca. Non vi svelo altro perché dovete venire alle serate per vedere cosa facciamo. No, allora, a parte che abbiamo saputo che anche la data della finale è stata spostata. Esatto, l'abbiamo anticipata perché apriamo il 1° marzo, chiudiamo il 1° agosto. Torniamo alla data storica del concorso perché il concorso si è sempre svolto nel primo fine settimana di agosto per tantissimi anni e quindi 25esima edizione torniamo un po' alle origini. Ma già 25 anni? Sembrava ieri che facevi ieri, esatto.
Esatto, sono passati un po' di anni. Sono passati tanti anni, va detto, anche quest'anno hai aperto in bomba, Miss Splendide, tante partecipanti, nuovissime, tante ragazze una nuove, grande affluenza, tutte hanno parlato bene del tuo concorso, devo dire, grazie. perché mentre le ho intervistate erano tutte molto entusiaste di averlo vinto, poi tu comunque le vedrai, le sentirai dopo, quando vedrai il video, però devo dirti sono state tutte molto contente, anche da spogliatoio abbiamo sentito che erano molto felici, anche perché ricordiamo che Città Murata dà anche molte opportunità a chi vuole intraprendere questo mondo. Abbiamo in programma tantissimi eventi, tra l'altro abbiamo anticipato anche la finale perché saremo presenti alla Mostra del Cinema di Venezia, ma non posso svelare nulla. Ah, come l'anno scorso? Ma ormai non solo là, ma anche in altri parti. Tu vivi alla Mostra del Cinema? Esatto. Secondo me è che lei non se lo vuole ancora dire, ha comprato casa al nido, perché lei devo sfruttarla. I 15 giorni di settembre è sempre là. Eleonora non pervenuta perché ha tutti gli eventi della Mostra del Cinema. Esatto. Non ne ha mai perso uno. È vero. Bene, grazie, io vi aspetto alla prossima tappa 29 marzo. L'iscrizione è gratuita e quindi vi aspetto anche voi. Assolutamente ragazze, perché ricordatevi che quando voi vedete i nostri video potete assolutamente iscrivervi ai concorsi, va semplicemente cercare il nome magari su Instagram o sui vari siti web, quindi anche ad esempio quello di Miss Città Murata. Eleonora ha uno staff preparatissimo che vi saprà anche indicare come iscrivervi e quale tappa è meglio per voi e la più indicata. Perché ricordiamo che tu Eleonora per ogni ragazza che ti iscrive cerchi di indirizzarla su una tappa che può rappresentarla di più. Esatto. Bene Eleonora, io ti ringrazio. Grazie a voi. Grazie a Mario anche, grazie a tutti voi di Gide Faro Team. Alla prossima. Amici, ci vediamo alla prossima. Buonanotte.